I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Donna Peppa sorse all'ombra del campanile della chiesa del Carmine, prossimo alla piazza del mercato. Era detto Teatro di Donna Peppa dal nomignolo con il quale era conosciuta Giuseppa Enrico, 1792-1867, proprietaria e responsabile della gestione di circa 40 anni, a partire dal 1828. Fu costei moglie della maschera Salvatore Petito e madre del più celebre fra tutti i Pulcinella, Antonio Petito. Fu un piccolo teatrino popolare, con umile compagnia e tariffe basse. La piccola sala, con una fila di palchetti, conteneva 150 persone circa. L'illuminazione era ad olio. L'orchestra era formata da 5 elementi. Antonio Petito fece le sue prime esperienze teatrali proprio in quel minuscolo palcoscenico. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate